i metodi del bracconaggio qui nella zona, sia anticamente che attualmente, sono la esposizione di reti di varie misure e soprattutto il vischio e trappole in generale, cioè quelle trappoline in acciaio dove i bracconieri mettono e nascondono per prendere pettirossi, per prendere le passere, per prendere tutta una serie di piccoli uccelli, che c'è una tradizione anche nella provincia di Treviso, ma in questa zona, anche di mangiarli, perché era tipica in maniera atavica di mangiare la polenta e osei. Un metodo vero vero non c'è, ci vuole tanta pazienza, e dove ci sono le tese, dove ci sono i fenomeni del bracconaggio, bisogna fare degli appiattamenti, delle notti passate alla ghiaccio, osservare e vedere, perché il bracconiere, se non tocca, se non prende, se non manipola gli attrezzi e le trappole, non può essere nemmeno denunciato, cioè lo devi prendere in fragranza di reato, per cui la fragranza di reato è molto difficile, per cui devi proprio coglierlo sul fatto. Allora il libro è nato per caso. Ho voluto rendere omaggio a tanti miei collaboratori. Io adesso sono in riserva come generale dei carabinieri forestali, ma tanti mi hanno aiutati. E aiutato in un settore dove ho seminato molto, e adesso vedo che i frutti stanno proprio crescendo. Dunque, la cosa più bella è di dare la riconoscenza non al sottoscritto, ma soprattutto a tanti uomini, tanti carabinieri forestali che sono impegnati giorno e notte. Basti pensare all'ultima grande operazione che abbiamo fatto sul Delta del Po, dove l'ho seguita anche in parte, e lì sono stati dei risultati eccezionali. E qui devo anche dire, come finale, che questo libro darà onore all'Arma dei Carabinieri, ma sarà anche presentato dal generale comandante Teo Luzzi.